Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, siamo sempre su Canale 36, lei è Paola Scelli, io sono Ricky Conti, questa è una nuova puntata di Linea Grassa. Ci stiamo dirigendo a Orvieto. Guardate, c'è anche appena davanti a noi, abbiamo l'occasione di vedere anche un ponte costruito con i nervetti della carne. Esatto. Finalmente abbiamo incontrato uno. Il famoso ponte costruito con i nervetti della carne, risalente a Linea Grassa del 21 settembre 2012, nell'ultimo appuntamento nel quale ci trovavamo all'osteria Fiorluce a Camisano Vicentino dall'amico e cuoco imperterrito e impeccabile Emanuele Traverso, che attraverso l'Italia, questa vetrina natalizia fatta di alberi pieni di ghiaccio. Ci sembrano quasi usciti da un presepio, guardate. E noi siamo due re magi, quindi stiamo portando birra e oro, incenso e birra. oro, incenso e birra. In un re magico viaggio. Esatto. Alla mercé di Luca Pozzuoli, il presidente di Risate Risotti, che è colui che ci ha formalmente invitato a questo nuovo appuntamento del 2013 con la famosa manifestazione gastronomico-comica, nella quale appunto stasera proprio Emanuele Traverso sarà impegnato nella preparazione di un nuovo menù a base di riso. Vorrei farlo notare che noi siamo imperterriti, audaci e coraggiosi. Partiamo anche se abbiamo un problema al motore, segnalati da possibile far segnalare motore, cambiatelo. Ecco, come potete vedere dall'icona sul vostro desktop. Ma il messaggio di Windows pagina blu non è più uscita, quindi per ora andiamo avanti. C'è un problema, ok. Al massimo faremo un reset. Fingiamo indifferenza, speriamo che la macchina Io non guardo più giù, si so anche che velocità andiamo. Speriamo che la macchina si dimentichi di essere rotta. Beh, man mano che vada andremo per inerzia perché stiamo andando verso sud, quindi in discesa. Andremo a farci una scampagnata nella neve. Esatto, potremo leccare i ponti fatti di nervetti della carne. Bene. E sulle note di Elio Starietese vi lasciamo a queste splendide immagini. Stilini desolati, desolanti. Subito dopo Ferrara, in direzione sud. Il viaggio è stato talmente lungo che siamo in primavera e la primavera è sbocciata con tutto il suo fulgore e la lentezza di questa macchina davanti di un rumeno che si è dimenticato di mettere la terza. Come dice Annalisa, appena uscita da un talent show con la sua canzone Tra 2 minuti e primavera. Tra 2 minuti e primavera. Siamo arrivati alla primavera. Infatti, come potete notare, all'uscita dalle varie gallerie dove avevamo nel frattempo incontrato lande desolate, ripiene di neve, addirittura stalattiti in galleria che pendevano sulle nostre teste, ora siamo pressappoco all'altezza di Firenze Sud e siamo appunto arrivati a questo paesaggio un po' grullo, un po' secco, però comunque dove la vegetazione sta riprendendo il sopravvento sull'avanzata del brutto tempo, ecco, diciamo così, e quindi pare che i problemi col motore si stiano risolvendo da soli quando la macchina probabilmente ha capito che non ci sarà nessun tentativo d'aiuto da parte del conducente. Abbiamo minacciato di farla controllare da dei meccanici etruschi, che volevano farsi pagare con dei vasi e dei mosaici. Lo stavano dipingendo le auto con delle scene di caccia e di vita quotidiana. Tra l'altro ci hanno spiegato il termine etruschi da dove deriva. E da dove deriva? Il termine etruschi, allora intanto c'è un grande errore alla base di questo nome. Perché è come dire, tu dove abiti? Dove sei? Non so, cosa c'è nel Veneto? C'è Padova e Vicenza. E qui probabilmente, non so, c'era Orvieto e Truschi. Probabilmente hanno sbagliato e hanno messo, si chiamavano Truschi loro di per sé inizialmente. Il famoso Truschi che tutti conoscono. È un termine che è proprio diventato poi con lo pseudonimo comune, ma ricordiamo che poi il termine Truschi arriva dall'inglese true, cioè vero, e ski, cioè sciare, quindi erano dei veri sciatori. Erano degli sciatori delle loro, come vedete qui è pieno di neve. Esatto. Avevano la possibilità di sciare, solo che non avendo la neve erano diventati dei veri sciatori, perché cioè tu scia senza la neve deve essere un fenomeno, e quindi poi alcuni hanno meritato questo appellativo. Esatto, alcuni di questi etruschi, poi detti Truschi, sono
sono emigrati in Russia, dove si sono automaticamente registrati come Trotsky. Quindi... E la storia la conoscete tutti. Esatto, da lì il resto è storia. Bene. E ecco l'Atlassiv che ci precede. I nostri amici vettori di... Qualche furto. Malavita organizzata. Direttamente in pullman. Direttamente a casa loro. Bene, vi lasciamo a queste splendide immagini di una primavera appena nata. Esatto, su un paese orrendo. Però comunque è sempre meglio che vedere tutto come fosse Narnia. Cari amici, ci troviamo sempre in viaggio nella vettura della produzione. Io sono sempre Ricky Conti, qui con me c'è il buon autista Paolo Ascelli. E subito dopo Siena, dove ci troviamo in questo momento, sul tratto autostradale dopo Siena, come potete vedere, il paesaggio profetizzato da Annalisa Scarrone non si è realizzato molto a lungo, infatti non è più primavera da ben più di 2 minuti. No, beh, ma come al solito l'estate passa in un lampo e siamo ricapitati in autunno, quindi adesso siamo di nuovo in autunno. E arriveremo ad Orvieto che sarà di nuovo inverno. Quindi abbiamo comunque attraversato la stagione e ritorniamo dove siamo partiti perché noi siamo coerenti. Esatto. Ma noi abbiamo scoperto anche un nuovo aneddoto, che è l'etimologia finalmente anche di Orvieto, abbiamo anche quella. L'etimologia, allora io direi di abbassare un attimo Max Gazzè per quanto gli vogliamo bene. Allora, l'etimologia di Orvieto ci hanno raccontato delle persone che odiano quel posto, quindi adesso non so se sia attendibile o meno. E allora si parte attorno al Medioevo più o meno. Diciamo che la direzione politica del posto è stata portata avanti da varie correnti di pensiero, ma tutte molto liberali. C'era prima la Casa delle Libertà, poi c'è stato il Popolo delle Libertà, poi c'è stato Futuro e Libertà, poi Ecologia e Libertà. Hanno fatto un sacco C'è anche Feudalesimo e Libertà, ricordiamolo, perché adesso anche abbiamo anche... Che alle elezioni per dare un sacco di voti quest'anno. E quindi tutta questa libertà aveva portato a un'anarchia, un sacco di problemi che erano ingestibili ormai all'interno della città. Tra l'altro la città non aveva nemmeno un nome ancora, non sapevano come chiamarsi, come chiamarla, andiamo lì, era lì, si chiamava lì il posto. Sapevano che c'era questa città piena di buchi, di cose, di gente che lavorava per sotto e non si sapeva bene come. Per sotto lavoravano, nelle piccionaie. E quindi il nuovo sindaco deciso a far tornare l'ordine e la disciplina, si raccolse con i suoi consiglieri, gli chiesero allora, Aurora, cosa facciamo? E lui disse, Orvieto. Ragazzi, mi presento la troupe di Linea Grassa. Buongiorno a tutti, buongiorno Emanuele Traverso dal Veneto, da Padova per la precisione. Il grande cuoco all'opera. Immaginiamo che stia preparando i piatti fantastici di questa sera. Soltanto di commento, questi sono i ragazzi, gli amici di Padova che sono venuti grazie. Salve, grazie. Famosa Linea Grassa. Voi, tutto a posto? La fama vi precede. La nostra fama addirittura. Anche la fame. Anche la fame ci precede. E la sete pure. Bene, dai. C'è qualche vinello buono? Allora, cari amici telespettatori di Canale 36 e fan di Linea Grassa, eccoci qui, finalmente arrivati a destinazione. Siamo ad Orvieto e precisamente all'agriturismo Il Poggio di Orvieto, in Via delle Crete. Purtroppo diciamo che il tempo non è stato molto clemente con noi, infatti fuori anche qui
sta insomma piovendo da un bel po'. Comunque potrebbe anche nevicare, quindi tutto sommato sia il viaggio nel quale non abbiamo trovato coda sia l'arrivo insomma è di buona premessa per il nostro soggiorno qui con Emanuele Traverso. E le premesse non sono finite, perché ci siamo anche imbattuti in una ragazza moltiplicata per 2. Credo sia eterozigote o omozigote, una delle due comunque, incredibilmente belle, gentili, carine. E anche molto simpatiche. Molto simpatiche, si faranno intervistare, saranno le nostre cameriere. Hanno da subito dato piena disponibilità a tutte le nostre incursioni. La notte avete bisogno? Siete da soli e hanno visto che siamo da soli, probabilmente pensano siamo omosessuali, quindi non c'è possibilità. Ecco, non c'è alcuna possibilità, però noi le coinvolgeremo facendole divertire in questa serata. Di credere che siamo omosessuali, di essere al sicuro. Bene, quindi, perfetto. Adesso dobbiamo studiare una strategia, quindi non avremo tempo di fare altre interviste. Ecco, devo anche ringraziare pubblicamente il buon chef Emanuele Traverso che ci ha fatto avere un crodino di benvenuto, insomma, leggermente corretto. Sì, perché ormai l'ora è quella. E detto ciò vi lasciamo all'evoluzione del nostro viaggio con le prossime immagini. Allora, cena all'agriturismo Il Poggio di Orvieto, regia degli chef Traverso e Caiello. La serata sarà una diavola. Sarà allietata dallo spettacolo comico dei sequestratori, coppia artistica e coppia della vita. Lei milanese, lui romano e poi tutto il resto. Comunque, buonasera. Buonasera caro Luca Pozzuoli. Di nuovo Linea Grassa a Orvieto. Esattamente, siamo onorati di essere qui con voi, abbiamo anche gustato un'ottima pasta. Lui è Paola Scelli. Buongiorno. Che ci darà una piccola recensione del piatto. Due parole. Sole, cuore e amore. Favoloso. Perfetto. Ci eravamo tanto amati. Pensavo fosse un'altra la frase, ma vabbè. No, perché Quella dopo? che frase doveva essere? Quella? Mamma mia, ragazzi, puntano le cose, Il riso nasce nell'acqua e morirà nel vino, e stasera non morirà solo il riso, anche noi moriremo nel vino. Perfetto, questo è un ottimo messaggio educativo per tutti i telespettatori da casa. Nell'Umbria l'enogastronomia E cultura. Perfetto, grandissimo, grazie, vedo che è molto carico. e stasera vi potrò deliziare i vostri palati con delle crespelle di riso dorate con verdure all'orientale su un'insalatina croccante. E poi non poteva mancare una polpettina alla crescenza, la quale con la sua delicatezza e le sue erbette potrà darci Cosa ci darà? i primi piatti saranno. Ci darà qualcosa, lo scopriremo stasera. Lo scopriremo stasera. Il mistero alleggia nell'aria. Comunque il risotto di zucca, non per evocare Halloween, i misteri della vita, però i semi di finocchio saranno quelli che daranno Un tocco di classe. dolcezza, Una vena de dolce. una vena artistica al nostro piatto. I gnocchi di riso, con la loro delicatezza e morbidezza, ci delizieranno i nostri palati. Il maialetto alla birra del frate e le mele verdi sulle quali è stato messo il radicchietto avvolto dal coniglio e la polenta di riso. A proposito, dobbiamo fare la polenta di riso. E finirà tutto con la fantasia alle carote con una meringa, Incredibile. tutto accompagnato con i vini. Il pezzo forte qual è? Non mi ricordo più la cantina. Comunque i vini. È quella dell'anno scorso? No, che cantina è? Era Cantina di Urbara. Corbara. Corbara, Cantina bene. di Corbara. Lago di Corbara. Bene, allora, aspetta, pronto? Pronto? Allora, io voglio dare questa giacca di chef
Si alzi. Vabbè, Benicioni! Evviva! Wow! Mencalino, grazie. Ammazza ora, non ti troppo. Poi è il set. Ma non ti trovi di caldo? Traverso, prego. Ecco, Francoggio. Verso, lo scritta Francoggio qua. Quarto. De Cantarone. Bene, signor. Mettetele subito e lo sporcate prima di stasera. Perché? Utilizzate i risotti? Continua. Buonasera a tutti cari amici, ci troviamo all'agriturismo Poggio di Orvieto, dove si terrà la serata di risate e risotti odierna. Qui questa sera siamo in compagnia di due illustri personaggi che prego loro stessi di presentarsi alle nostre telecamere, ovvero Leonardo Bicchi, il birraio della birra del Frate. Buonasera, piacere. Buonasera. E Alessandro Romagnoli, il commerciale che segue. questa Bene, grazie, piacere di conoscervi, ma sentiamo di che prodotto si parlerà questa sera. Questa è una birra, una bionda, una British Ale direi, perché sia i luppoli che il lievito provengono dall'Inghilterra, mentre il malto è prodotto in Italia, nelle Marche, e quindi abbiamo dato un tocco di regionalità Si potrebbe dire quasi a chilometri zero, insomma. quasi a chilometri zero. Stiamo facendo del tutto per fare anche degli impianti di luppolo e tutto quello che può essere utile per la birra proprio nel posto. In modo tale da non snaturare la caratteristica di appartenenza proprio della terra stessa al prodotto. Benissimo. Che ricordiamo si chiama birra del Frate. Birra del Frate. Perfetto. Donna di Paradiso, perché è un'importante opera di Jacopone da Torri, tutto nasce dal frate Jacopone. Ok, grazie. Prego. Grazie mille. Lei ci vuole dire qualche cosa? No, io posso solo aggiungere che questa birra è fantastica in tutte le stagioni, è di un'ottima bevibilità, di una buona consistenza. Ecco, quindi ha dato prova di essere un ottimo rappresentante commerciale. Sono il primo degustatore di quel prodotto, quindi come piace a me mi sento di consigliarla a tutte le persone con cui vengo a contatto. Quindi prima ce la beviamo noi, poi dopo vediamo quello che succede. Grazie mille. Grazie a lei. Carissimo Paolo. Aspettiamo ad assaggiare. Ma come possiamo tralasciare la presentazione di due illustri amici che sono venuti qui con noi, vincitori all'Osteria Fiorluce del Gran Premio nell'ultima edizione del 2012, il buon Ginachman. Buonasera. Oh, fantastico. E la dolce consorte. Guten Abend und es freut mich hier bei Ihnen zu sein. Es ist eine Ehre, auch diesmal wieder bei diesem. Grazie mille. Ok, parliamo italiano che è meglio. I sottotitoli sono già comparsi in sovraimpressione. Grazie mille. Ok. But I'm sure that we would have some other good drinks tonight. Mi stanno per portare fuori. Che bello. Una scena che non si può perdere. Ecco l'uscita delle prime pietanze e voilà! Le bardazze. Lei è soddisfatto, signor Presidente? Posso dire che questa mietazione è sicuramente glamour, sicuramente accogliente, intima, come piace a noi di Linea Grassa e soprattutto di Canale 36, e la ringrazio pubblicamente anche a nome dei nostri telespettatori per l'opportunità che ci dà di conoscere questa splendida manifestazione. Risate e risotti. A fra poco con i sequestratori. Il primo piatto della serata sarà crespelle di riso dorate, primavera su insalatina croccante, e questo è il nostro piatto.
Si prosegue con polpettina alla crescenza e falafel di riso e ceci alla fonduta di taleggio. Eccoci al primo piatto, subito dopo gli antipasti serviti dalle gentili cameriere. Si tratta di un risotto di zucca e semi di finocchio con specche croccante e marsala fine. Grazie. Prego. È ora il turno degli gnocchi di riso al pesto di erbe, noci e pecorino di fossa. I 4 gnocchi della casa. 4? 4. Sto masticando molto piano. Ecco a voi la pietanza. Allora, buonasera, come state? Bene? Avete mangiato bene? Benissimo, vero? Chi è che sta qui per i risotti e chi per le risate? È un sondaggio. Buonasera, noi ci conoscete? No? Chi è che sta qui? Ma pazzi! Dove vai? Che ti fa? Quindi qualcuno ci conosce, guarda. No, ci avete visto in televisione a noi? No, dovete dire la verità, ci avete visto? No. Brava! Ci avete visto alla radio, grazie! A Montalto ci hanno visto, ha detto lei. Grandi! A Castelli! No, perché per chi non ci conoscesse, noi l'inverno scorso abbiamo fatto un provino, ci hanno detto che abbiamo preso a Zelig, noi eravamo contentissimi, poi ci hanno preso a Zelig, dice no, un attimo, perché non è proprio Zelig, è Zelig Off, quello finto. Non è finto! Ha detto, noi siamo contenti lo stesso perché a Canale 5 siamo contenti, dice no, c'è poco da essere contenti perché voi farete una puntata sola. Vabbè, non vale, sempre televisione. Infatti eravamo sempre contenti per una puntata, dice no, c'è da poco da essere contenti perché voi farete una puntata sola e la farete a mezzanotte. A quel punto abbiamo cominciato a pensare che era una congiura, dice, una volta che sto in televisione la puntata solo a mezzanotte ci dispiaceva un po' questa cosa, vabbè, ma chi se ne importa? Esatto. Oggi il problema della televisione è con chi ti sconti sugli altri canali, no? Bravo. Quindi se io sto sul canale 5 a mezzanotte o chi io posso scontrare su Rai 1? Su Rai 1 c'è Gigi Marzullo. Gigi Marzullo, quello frego, manca la moglie, guarda, c'è quello lo batto, cioè, Gigi Marzullo posso batterlo in qualsiasi momento. Che so, sul Rai 2 chi c'è? Su Rai 2 c'è Luca Sardella. Luca Sardella, quello che parla con i pianti, dice, ma c'è a dormire Luca che taglio, a mezzanotte ha detto possiamo battere chiunque, abbiamo pensato, però purtroppo non abbiamo fatto il conto col giorno. Esatto. Perché noi siamo usciti a mezzanotte del 24 dicembre. E contro Gesù Cristo non si può fare niente purtroppo, perché noi neanche i parenti ci hanno visto. Anche mia mamma ha detto scusa, guarda, noi a quell'ora apriamo i regali e quindi non ti possiamo guardare. Quindi allora, non ci ha visto nessuno e siamo costretti a ripresentarci ogni sera. Ciao! Ti sei perso, no? Vabbè, facciamo un applauso, quanto è bella, anche la più di bravissima, tutti vivi. Vabbè, allora ci presentiamo ogni volta per chi non ci conosce, non ci avesse visto, noi siamo Barbara e Cristian. Io sono Cristian e lei è Barbara, no? Perché quando uno si presenta sempre in due, ciao, io Cristian, io però invece lo spiego sempre perché la gente mi chiede, dice, ma come mi regolo io se l'altezza della gabbia toracica o spessore lo stesso? Cristian, so io, giusto queste cose. Perché sono un po' piatta, ma non è che sono l'unica donna piatta. Vabbè, visto che ti stai presentando, Bianca, quanti anni hai? Buonasera, sono Barbara, ho 35 anni. Adesso fai outing, che misura c'hai del reggiseno? No. Dai, ti vergogna, dillo, dai. No, non mi vergogno, la prima a 35 anni, capito? Fino adesso sei fatta a folle, no, quando gliel'ho detto agli amici miei che regà, mia ragazza a 35 anni la prima ci ammazza, ma quante volte hanno bocciato a scuola? A me veramente mi massacrano la gente, guarda. Allora è vero, io sono piatta sopra, lo ammetto, però è vero poi che sotto sotto c'abbia una signora che sta così, io mi trovo sotto, mi apri, mi metto, ma faccio signora come va? Ma di queste che mi fanno una rabbia, queste che ce l'hanno visto alte, dritte, vicine, che ci può passare il banco, ma io niente, sì, mi faccio fare una striciata perché il conto mio sta rosso.
Anzi, se fate i saltelli famo pure la lista movimenti. Ma bella, bella, bella. Bella perché c'è avuto una bambina, la sta allattando. L'altro giorno mentre allattava sta bambina mi sono avvicinato e ho detto: ma signora, dico, ma quanto è bella, tutta rosa, rotonda, dico, ma quanto c'ha? C'è 3 mesi e quell'altra? Grazie. Anch'io sto allattando, lui mi prende in giro, no? Però sono sciupata perché abbiamo avuto un bambino da poco, lo sto allattando. No, è vero, anche noi abbiamo un bambino piccolo e lo sta allattando. L'altro giorno mentre lei allattava il nostro figlio, il bambino ha guardato il seno della madre. A me. Poi mi ha guardato a me. A lui. Poi ha riguardato il seno della madre. A me. Poi mi ha riguardato a me e mi ha detto: ma che cazzo siamo cristiani? Dice, che bel senso. Io ho detto: ma siamo cristiani, noi c'è sta la crisi e Scusate, però per aver avuto un bambino da poco, anche mia signora mi ha detto: guarda, hai un bel fisichetto, hai proprio veramente un bel fisico, sembri proprio Miss Italia. Miss Italia. Io c'è una cosa che odio di questo paese, perché da sempre, quando eleggono Miss Italia, dicono sempre quella frase mitica che è, da 50 anni dicono sempre quella frase che è. E anche quest'anno Miss Italia è la classica ragazza della porta accanto. È vero o no? Tutti gli anni arrivo, e io tutti gli anni vedo lui, tutti gli anni mi domando accanto a chi abita le nostre figlie, cioè, guarda chi c'ho dentro casa, pensa chi c'è sta la porta accanto, prova a immaginare, no? E poi non contenti fanno sempre la prima intervista a Miss Italia, domandano sempre 3 domande e Miss Italia da 50 anni risponde sempre la stessa cosa. Prima domanda: Miss Italia, il tuo sogno nel cassetto? La pace nel mondo. Vabbè. E sempre seconda domanda: a chi dedichi questa vittoria? Alla mia nonnina, che sicuramente mi starà guardando. Ciao nonna Ermelina, ha partecipato 10 anni fa a questo concorso, la mia nonnina. La terza domanda, quella che proprio io ho qua, è quella che domandano: Miss Italia, tu sei la donna più bella d'Italia, tu che cosa cerchi, cosa ti aspetti da un uomo? E queste rispondono sempre la stessa cosa. Cosa ti aspetti da un uomo? Che mi faccia ridere. È vero, dicono sempre così, E che sia un uomo simpatico. Dicono sempre così, che mi faccia ridere, che sia simpatico. Io faccio il cambio, guarda chi mi è capitato prima. Non le dite, se io ci avevo creduto, dico, pensa quanto vi è buona quella mia, già sono simpatico io. Però voi siete un pubblico attento, avete sicuramente notato che io comunque ho qualcosa di Monica Bellucci. Che c'hai te? Ho qualcosa di Monica Bellucci. Allora, se te c'hai qualcosa di Monica Bellucci, io ho qualcosa da Andrea Bocelli, perché non la riesco a vedere. Ma che c'hai di Monica Bellucci? Perché una fotografia, che c'hai di Monica? Che l'hai rubato? Che gli ha rubato a questo? Che ce denunciano pure, che c'hai? Dillo, che c'hai di Monica Bellucci? Aspetta, non è che assomiglio fisicamente, lui capisce sempre male. No, hai detto te, Come Monica Bellucci ho fatto un sacco di beneficenza, questo assomiglio. Ecco. Ho adottato un bambino a distanza, come Monica Bellucci. No, questa è una cosa vera, aver adottato un bambino africano, un bambino meraviglioso. Questo bambino africano adesso, grazie a lei, va a scuola, comprate libri, giocattoli. Questo bambino africano, grazie a lei, ha una nuova vita. Abdul. Però questo bambino africano sta crescendo, voleva conoscere la mamma e ha detto: ma perché non mi mandi una fotografia? Lei ha mandato la foto al bambino in Africa, mo ragazzino ma mai soldi a lei. E no, perché dice: a me la mamma magna, guarda come secca, poraccio, cioè, si è messa male mamma, poi damogli qualcosa pure a lei. Guarda che fisico che c'ha, dai, su. C'è un fisico della Madonna io. C'è un fisico c'è un fisico della Madonna, infatti ogni volta che fa un'apparizione mi esce la lacrima, per favore vattene, vai via. No, io sono così, anche quando giro a Roma sul motorino con il casco integrale. Ciupa ciupa sembra col casco integrale. Basta. Noi arriviamo al semaforo e ci sta quello col cartello: visto per favore mangiare, ho 4 figli, passa vicino alla macchina nostra, guarda dentro, vede lei, gira il cartello che è scritto: grazie, sto bene così. Al massimo un caffettino fate mangiare a lei. Aspetta, Vai. Grazie. Lo paghiamo per fare degli applausi. No. Perché adesso lo faccio nero, perché adesso invece vi racconto l'altra parte. Adesso esce la donna che c'è in me e vedrete. E falla uscire così la vedo, scusa. Non la tenete dentro, no. Falla per tiro da fuori. Guarda quel gufo su quella maglietta che se ne sta dall'altra parte, guarda. La congiuntività ha fatto venire. Allora.
Allora, ogni tanto torno a casa la sera, no? Purtroppo torna, che devo fare? Basta! Io ho cambiato pure il nome sul citofono, casa la trova sempre, cioè, guarda, è una cosa veramente... Torno a casa la sera e avrei voglia ogni tanto di fare anche quelle cose che si fanno uomo-donna. A me certi mal di testa, pensa che il Viagra mio è il moment, pensa che io non so più che fare. Io l'ho portato a un chirurgo estetico, gli ho detto dottore possiamo fare qualcosa con la plastica, ma così ci può fare una raccolta differenziale. Dettami il cassonetto e ce la butti dentro. Gli ho detto vabbè, ma la parte sotto c'è una quella la butti all'umido, ho detto. Gli ho detto scusi dottore ma col silicone non si può fare niente, c'è sì, la puoi girare dentro casa così non esce più. Gli ho detto vabbè ma allora tutte queste donne rifatte, dice te rifatte l'altra donna, ma che poi da questa, lasciala perdere, non gli puoi fare niente. Gli ho detto vabbè, ma io dico a lei non gli posso fare niente, ma io per vederla un po' più formosa che posso fare? Mettete occhiali di Avatar, mi ha risposto. A me che non giro tutti, allora, una guarda. Sentite, non ha mai voglia di fare niente, allora ho detto senti, esistono sti locali un po' strani, no? Un po'... Andiamo in qualche locale di scambio di coppie, magari ci torna la fantasia. No? Arrivo al locale di scambio di coppie che te lo dico. Arrivo sulla porta, questo mi ha fermato, dice dove va lei? Io devo entrare, guarda questo è il locale di scambio, non te regali, ma te. Dice no, quando vieni qua portami a bottiglia, i pasticcini, ma che fai? Vieni a manivoli. Dico io sto con questa, guarda questa c'ha un fascino nascosto, ci va nascosto bene perché invece ve lo voglio dire, quando sono entrata c'era uno, c'era uno che mi guardava. Siamo entrati e mi ha detto guarda c'è sta uno che mi guarda e si tocca, perché porti male per forza, ci stanno soluzioni. Non ci stanno altre soluzioni. Allora, poi si è avvicinato un signore che secondo me era interessato allo scambio. Ho visto che si avvicinava, io ero un po' imbarazzato perché non si sa come fa in quei momenti, quindi lo avvicino e dico salve, questo mi ha detto guarda io sono interessato allo scambio, dico ah meno male, dico che c'ha da scambiare lei? Ma ha detto guarda c'è un bel cane da caccia così a 3 anni. Ho detto scusa mi tenga la scimmia se proprio lo scegli, no? Allora, siamo usciti, si era ubriacato perché era ubriacato. Mi sono ubriacato, ho detto quasi una botta gli altro. Perché l'uomo quando è ubriaco gli ha dalle battute una botta. Pure un amico suo, l'uomo monta in macchina, chi c'è, non c'è, guardava Peppe, indolabili che ti accompagna a casa, l'uomo quando è ubriaco è un casino, È vero o no? Allora che ho fatto? Ho preso una strada sterrata e il navigatore mi ha fatto così, attenzione, appena possibile tornare indietro, stai a fare una cazzata, ma torno indietro, mi fermano i carabinieri, escono dalla macchina, questo dice lei sta ubriaco, così, ma come fa a dirlo? Perché con una così gli esce la luce, mi ha detto e come fai? Ho detto no adesso a me fate il palloncino, guarda te ne famo 2 dei palloncini, mettili davanti, ci passi una bella sera. Che per brigadiere lei non sa chi sono io, guarda chi sei io, lo sapevo, non sapevo che lei, ma andava a trovare a questo. Ho detto no. Ho detto adesso che multa mi fate? Dice guida in stato di ribrezzo, non mi si può guardare, ma guarda a casa forza, a casa tua di cozza, subito. Risalgo in macchina, faccio 50 metri, mi ferma pure la polizia, scendo e guarda, prego, non mi rovinate, già sto ubriaco, ma non guarda, è stata una debolezza, ho bevuto un goccetto perché questo mi guarda, dice, ma chi ti dice niente, ma chi te pensa? Noi ti offriamo una grappa, così più coraggio. Allora, adesso vi dico questa, non ha mai voglia di fare niente. E ti passa la fantasia, dai. Sono una donna, noi donne siamo un po' astute, un po' furbette, cosa ho fatto? Sono andata in un negozio di intimo. Perché fanno entrare tutti al negozio di intimo. Una così a fermi, che qua. Fatta a fare un panino, che fai? Già alimentare di fronte, poi là ti fai il panino e te ne vai a casa, che vuoi? Allora, vado in questo negozio di intimo perché volevo comprarmi qualcosa di piccante, di sexy, no? Allora, entro in questo negozio e dico, buonasera signora commessa. E questa mi dice, ciao gentile cliente, dimmi. Non lo sapevo che si entra così, non lo sapevo. Era il negozio di Fabri Fibra questo. Questo è detto, tutti trombano tranne te, e un motivo sotto c'è, e io so qual è. Allora dico, signora commessa, vorrei un indumento sexy. E questo ha detto, guardi, i passamontagna abbiamo finito, faccia la cortesia, vada un'altra parte. No. E il mantello dell'Harry Potter qua non ce l'abbiamo, quindi se ne vada, perché non abbiamo niente. E mi dice, complimenti cliente, abbiamo quello che fa per lei. E mi tira fuori un reggiseno a balconcino. Che finestre chiuse però, la non si affaccia niente, a lei o fa un abuso edilizio, oppure io da poco da parere, non la niente, non c'è sta niente per lei. Mi ha fuso casa. E poi mi dice, e poi in coordinato solo per lei oggi, bellissima cliente fantastica,
Ti stava a piangere secondo me questa cosa. C'è questa bella mutandina e mi tira fuori una mutandina piccola che ci mettiamo noi donne soprattutto d'estate. Il filo interchiappale, come si chiama? Come si chiama questa mutanda che se tu chiedi a una donna perché te lamenti ti rispondi che è? È comoda. È comoda. Che uno dice come fa a essere comoda, che è scomoda un infradito, come fa a essere un infradito? Come sa? Infatti la differenza tra la donna se la mette e l'uomo sta sempre a levare, ammazza il fatto. Dà fastidio quella grossa, pensa a quella piccola, scusa. Me la sono comprata questa mutandina per essere più aggressiva, tutta leopardata. Il leopardato suo sono 3 pallette. Vabbè sul insomma è un filo, devi, tutto il filo, è un filotto, non è un leopardato, quello, dai, su. E dentro questa mutanda c'era anche un libricino sull'arte della seduzione. Pure i libri ci hai messo, sì. Probabilmente il perizzoma è il segnalibro, tu fai così e passi la chiappa a pezzo. No. E il titolo di questo libro diceva così: tu donna. Donna soprattutto diceva il libro, ma. Tu donna, se vuoi sedurre tuo marito. Mannaci un'altra. No. Che ce vai a fare? Già ti conosci, scusa lui. Se vuoi sedurre tuo marito, quando lui rientra in camera da letto la sera, tu fatti trovare. In cucina, così lui quando dormire non ci pensa. Se ne trova a letto e gli passa la fantasia. Tu fatti trovare col perizoma leopardato che fai il verso della lince della Malesia quando è in calore. Allora, questa scena, io tornavo a casa e sentivo strani rumori e una musica provenienti dal palazzo mio. È ormai da qualche mese che lui non mi fila più. Per forza. Io provo ad essere sexy, ma guarda calcio alla TV. Mi dice: sono stanco, non mi va, ho il mal di testa. C'è sempre qualche scusa per non farmi mai la festa. E mi avvicinavo a casa, facevo le scale e sentivo sta musica e ho detto: ma questa che sta a fare? Perché canta a quest'ora? Perché si è messa in testa? E ero preoccupato perché stavo dicendo: mannaggia, perché questa? Ma che vuole fare questa stasera? A me non mi fate fare niente stasera. E allora metto un baby doll che mi rende ancora più magra e getto nel caffè una pasticca di Viagra e forse questa sera qualche cosa si combina. Perché guardi lui la musica? Faccio pezzo per la lince, per insomma e mascherina. E a quel punto sono arrivato sulla porta di casa e ho cominciato a sentire questo rumore dentro casa mia. Che adesso sta a folle, come stava prima, aspetta, una paura, un'ansia, un'agitazione. Ti prego lince, entra in me! Ti prego lince, entra in me! Ti prego lince, linciala, te prego! Ti prego lince, lince, te prego, lince, linciala, te prego! Lince, linciala, te prego, lince, lince, te prego! Sfriziona, sfriziona! Una paura, dico, ma che sta succedendo a casa? Vieni bello! Sono tutta tu! Ma che sei rumena? Ma come parli? Un'agitazione, un'ansia, perché poi il rumore è cambiato ancora, che ho sentito proprio. A quel punto ho pensato il gatto sa sta a mangiare. Cioè manca poco perché c'ha due croccantini, però intanto sa sta a mangiare. Ma dico, ma meno male, ma il rumore cambiava ancora. Vieni, Pikachu! Guarda che Pikachu c'ha le palle di fuoco, non c'è giocare a quello. È amico di Dragon Ball, lascialo perché ero preoccupatissimo, perché il rumore è cambiato ancora un'altra volta. Bello, prendimi, prendimi, prendimi! Sono tutta tua! A quel punto ho pensato sta a guardare l'esorcista. No, basta! Pensa se entro dentro casa e me la trovo con la capoccia di girata dall'altra parte. Poi ho detto, come cazzo me ne accorgo che tanti tiene sempre lo stesso spessore? Non lo capisci se è girata la capoccia, non lo capisci, guarda i piedi e te ne accorgi, no? Quindi ero proprio preoccupato. E a quel punto ho aperto la porta e l'ho trovata così. Ho detto, ma che stai a fare? Bello! Ma perché giri? Ma che sta a sfidare per metterci quelle buone? Perché giri? Scusa, fammi capire. Senti amore, adesso che mi sono conciata così stasera con questa bella gattona, cosa ci fai? Napo che ti porta a sterilizzare, forza, grazie, grazie. Il nostro primo intervento finisce qui. A questo punto
Ecco, Emanuele Traverso e Cesare Caiello, facciamo un applauso anche a loro. Bravissimo. Adesso verrà servito il primo secondo, bravissimo, giusto, il primo secondo, bravo, che è il maialino, mi sembra, il maialetto, che verrà servito con della birra, la birra del frate. Esatto, vero, giusto? Però quella di oggi è la donna del paradiso, giusto? Ho detto giusto? E però quindi... ce ne parlerà un po' meglio il responsabile, lui fate un applauso a Leonardo Picchi! Aspetta che ti cedo il mio microfono così. Va bene, così spiega meglio. Noi ci vediamo dopo il dessert, non andate via dopo il dolce, mi raccomando, aspettateci. Tanto. Leonardo, ci spieghi bene questa birra, questa donna del paradiso. Scusate perché è stato Cristian, sbaglia. Il secondo verrà servito in un unico piatto, quindi in realtà saranno 2 secondi in un unico piatto, serviti accompagnati con la birra del frate. Come fanno a starci gli stessi? Lui è un uomo, scusa, poi Buonasera a tutti quanti. Questa birra del frate diciamo che è giovanissima, comunque ha dietro una grande storia perché si rifà a un grande letterato che è Jacopo Toti. È una birra bionda, ha dei fermenti in fondo, diciamo, che caratterizzano la birra, è un pochino opalescente mentre si versa, poi magari il fondo della bottiglia fa trasparire questa ricchezza, insomma, dal palato. Infatti è una birra molto profumata, è poco luppolata e anche per questo si chiama Donna del Paradiso, perché io personalmente l'ho dedicata alle donne in quanto poco luppolo e questo è quello che richiede il palato delle donne. Diciamo che è una birra che, a differenza di altre birre, diciamo, industriali, al palato, diciamo, che è molto corposa, ha una gradazione, diciamo, che è di 5,5 gradi. Comunque è ottimo, adesso lo assaggeremo con il maialino, il prodotto che a me pare un ottimo prodotto, diciamo. Per eventuali chiarimenti poi, dato che, diciamo, si può parlare tantissimo di questa birra, una birra rifermentata in bottiglia, non è pastorizzata, non è filtrata e possiamo anche, poi magari alla fine della cena possiamo dire qualcosa di più. Grazie. Buonasera cari amici telespettatori e benvenuti qui nella cucina dell'agriturismo Il Poggio, prego, tutto a posto, grazie. E eccoci qui con il protagonista culinario del menù di questa serata, a base come di consueto del riso, Emanuele Traverso, lo chef honoris causa dell'Osteria Fiorluce. Un saluto a tutti gli amici della MoMA dell'Osteria Fiorluce. Grazie, i nostri telespettatori saranno sicuramente all'ascolto, ma che cosa ci può dire di questo menù spettacolare che ci sta sottoponendo questa sera? Voglio dire che mi sto facendo un culo così, ma è spero che sia stato il vostro gradimento. La cosa è sicuramente riscontrabile. Prego, facciamo parlare anche il signor Caiello. Io sono al servizio di Emanuele Traverso. Ecco, mi vedi? E basta. Non si direbbe vista l'elaborazione dei piatti e soprattutto l'ospitalità che ci avete riservato, quindi ve ne siamo molto grati. Ma che cosa bolle in pentola? Vediamo un attimo, grazie anche al presidente Luca Puzzuoli. Che cosa sta bollendo in pentola? Per esempio, qui che cosa c'è? Sono le mele. Questa è la famosa patata rinomata e conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Questo è un coniglio ristretto e quello lì è una mela a tocchetti. A tocchetti che noi la chiameremo la patata o patonza. Dica? E niente, adesso prossimamente ci sarà un... Le gamberiere sono bellissime, il problema è che non abbiamo inquadrato abbastanza perché si avvicinano tanto al nostro tavolo. Però vabbè, se ci vogliono venire a fare un saluto non c'è problema, siamo qua. Prego.
E niente, il prossimo piatto sarà un piatto molto Ma non elaborato. devi baciare l'obiettivo, guarda che ti riesco a vedere lo stesso. Il prossimo piatto sarà un piatto molto elaborato. Frutto di mesi e mesi di duro pensare e di cucinare e di esperimenti e portare a termine l'esperienza di... Facciami una porzione un po' più grossa a noi, facciami una porzione un po' più grossa, mi raccomando. Complimenti per l'impegno sempre profuso che traspare dal tuo sorriso lucente. Anche in questa serata si vede come la fatica stia provando quest'uomo, ma allo stesso tempo il sorriso non menta sulla passione viva e attiva che anima questo pezzo d'uomo. Barba lunga credibile, è proprio una cosa. Barba lunga credibile. Sì, mi fa su un nervoso che mi accavaria tutto. Bene, a più tardi con un'eventuale intervista ulteriore e poi ci sarà chiaramente adesso la sembra lavorare che presentazione. lo fa. Sì, sì. Le ragazze! Ma passiamo anche a intervistare un attimo le ragazze, una che parla a nome di tutte, dai, 2 secondi. Com'è lavorare con Emanuele Traverso? Domandiamo com'era il vino che stavano bevendo fuori di nascosto. Com'era il vino che stavate bevendo di nascosto? Ma soprattutto, lei è... Lei è originaria di Verona? Io sono del nord, sono nata a Verona. Ma piacere, noi siamo di Padova. Dall'accento non si direbbe. Non importa, l'apparenza inganna. No, però sono molti anni che Fame. quindi ho preso l'accento del posto. Non c'è problema, posso prendere pure io l'accento. Basta solo che me lo chiedi, guarda, non c'è problema. E niente, devo una presentazione, come mi chiamo? Come ti chiami? Beh, insomma, come ti chiami? Basta, fate qualcosa in più. Basta il nome? Piacere di conoscerti e grazie per il servizio. Signori, grazie a tutti per la collaborazione, ma soprattutto te come fai a essere distinta da tua sorella in questo luogo di lavoro? Come fanno? Ah, ecco, basta così poco. Ah, vediamo che se scoprono gli altarini, è meglio che usciamo dalla cucina, va. Grazie ragazzi, ci vediamo più tardi. Ciao. Oh, the big Gene Hackman. Oh, wow. How are you? Just fine, Big guys. Gene Hackman. Nice I seeing saw you, all your best films, all your best movies. Thank you. Thank you so much for the emotions. That's your controfigura. Oh yeah. Per meno che non si va all'esercito, dovrebbe esserci una... Quali imperdonabili peccatori di gola quali siamo noi di questa tavolata, e nella fattispecie io, Ricky Conti e Paolo Ascelli, il mio commensale questa sera. Abbiamo... mangiatore di avanzi. Esatto, ma non solo di avanzi, ma anche della portata principale, ovvero il secondo che non ho fatto il tempo a inquadrare, ovvero il maialetto alla birra del frate e mele verdi su polenta di riso, uvetta ed erbette fini. E l'espressione di questa tavolata esprimeranno la soddisfazione nella consumazione delle pietanze. Che sia risolto sia bevuto tutta la birra, perciò mi dispiace. Non è rimasto più niente. Al di là di questo, il piatto vuoto può spiegarvi come fosse il piatto. Detto ciò, ripassiamo. Ah, ecco qua. Purtroppo non ce l'aveva, ma noi, le nostre telecamere ringraziano. Aspetta, perché lui sta asportando pezzi di pietanza mentre io li riprendo. Quella è la polpettina, poi c'è l'uvetta. La uvetta, un po' di radicchio e un po' di radicchio, sì, esatto. E la scorza del maiale. Ah, fantastico. Sehr gut. Ja. Quindi Paola Ascelli, che ne ha mangiati 3 o 4 o 5 piatti, potrà dirci com'è. Gene Hackman sta chiedendo se volete anche la birra. Ma non dovete dare da mangiare ai sazi. È una donazione di Gene Hackman. È una donazione di gemellaggio. Little John. Thank you so much. Che stavamo a dire? No, che siamo una coppia. Allora io poi adesso vabbè, noi vi raccontiamo anche un po' della nostra vita, perché poi vi riconoscerete sicuramente. E io per stare insieme a lui, pensate che ho anche lasciato la mia città natale, Milano, per venire a vivere a Roma, quindi per farmi trattare anche come prima. È anche milanese, oltre a tutti i difetti che c'ha, è anche milanese. C'è qualche milanese qua stasera? No. Ci sarà sicuramente. No, dai, figurati. Dai. Cioè, figa, dai. No, figurati se lo dice, cioè, come alzare, vattene a casa tua, che stai a fare qua? No.
Dai, su. Milano, allora, io ammetto che Roma è una bellissima città. Io poi sono romano, c'è sta rivalità da sempre perché dai Milano. Io lo ammetto, allora, Roma è una bellissima città, però anche chi l'ha vista sa che anche Milano è una bella città, non è che soltanto Roma. Oddio, Milano è bella, dai. È bella. Hanno fatto Milano 2 e Milano 3, se era bella la prima se la tenevano, no? È la prima cosa che ti viene in mente quando senti di Milano, cioè Aspetta, dai. allora, Milano è una bella città, adesso che hanno fatto Milano 2 e Milano 3, dai, è una bella città. Ma come fa? Cioè, può essere bella per tutti, ma non per noi romani, cioè, come può essere bella Milano? Dai, Milano, parliamoci che è una città che ha un ospedale che si chiama Niguarda. Che ci porti a fare? Niguarda si teniamo a casa, no? Cioè noi cerchiamo di fare bene i fratelli, quando gli porti gli lasci, ci mi raccomando, c'è il nome, mi raccomando, fate bene, poi invece a Milano ci stanno mai nonna e nonna, non ci portate tanto Niguarda. Non è un nome rassicurante, dai, veramente, dai. Non è che abbiamo soltanto l'ospedale a Milano. E che c'avete? Siamo avanti anche in termini di sicurezza, abbiamo uno degli aeroporti più sicuri d'Europa. L'aeroporto, io sono arrivato all'aeroporto di Milano, mi hanno aperto 10 valigie e mi hanno spogliato completamente nudo. Ma che si fa? Perché lui si veste strano, appena vediamo qualche tizio strano a Milano interveniamo, siamo operativi. Non siete operativi, siete malfidati, si chiama Malpensa, l'aeroporto, per malfidati così, diciamo queste cose, dai. No, scusate, invece da voi no. Da noi no, da noi invece sono molto più tranquilli, io da noi sono riuscito a passare con un albero sulle spalle alla dogana, mi hanno fatto passare. E tu che posso passare con l'albero, dice passa, Ciampino. No, basta! L'applauso di questa stupidaggine no, non me l'aspettavo. È che stiamo tutti imbriachi. Ho lasciato la mia famiglia a Milano per andare a vivere con lui, ho lasciato la mia mami. La sua mami, che per lei è mami, per me è suocera. Io sono romano e ho la suocera milanese. Che vuoi? Per giunta viva ce l'ho, sono momenti difficili di mandare a casa io. Che mia mamma è tanto carina, perché le poche volte che lui viene a Milano a fare la trasferta, per farlo sentire a casa cucina i piatti tipici romani. L'ultima volta ha cucinato la carbonara. La polenta la carbonara mi ha fatto. Detto Napoli sa, perché già la polenta sta un po' così, quando ci butti dopo dalla carbonara, il cibo si indurisce, ci può chiudere le tracce, dico chissà mangia sta roba. E io non l'ho mangiata. Se loro si sono offesi perché non l'ho mangiata. No, non è che ci siamo offesi perché non l'ha mangiata, perché lui critica come la mangiamo noi a Milano. Noi a Milano la polenta la mangiamo così, la facciamo seccare, la tagliamo a quadratini e la mangiamo come fosse una ricchetta di pane e le sugghette. Io detto scusa, e voi siete polentoni? Sì. Allora facciamo più polentoni noi a Roma, penso anche da altre parti si mangia più comoda, no? Non è che la facciamo seccare, a Roma proprio, penso come qui, ho detto a mio socio, vieni a vedere come si mangia a Roma, perché a Roma c'è proprio un evento particolare, cioè devi prendere ferie al lavoro, vanno a mangiare polenta a casa del zia, perché non gliela fai con mezza giornata, cioè proprio la preparazione parte dalla mattina, cioè, proprio, poi butti sta polenta calda sul tavolo, poi esce zia dal corridoio con un secchio di sugo e carne così, poi scivolata dal corridoio, ce la lancia sopra, no? Poi danno una forchetta tutti intorno al tavolo con una forchetta pronti con l'occhio di fuori, no? Poi esce zio con la pistola, spara dal via e tutti cominciano a mangiare. Da noi la polenta è aggregazione, è amicizia, da noi la polenta è come se fosse un gioco di società, è come se fosse, che ne so, il risico. Danno pure la carta, dice che obiettivo c'hai? Devo conquistare la salsiccia, passano la spuntatura, cioè questa è. Cioè noi c'è proprio una cultura la polenta, no? Vedi. Che poi in realtà è vero, noi milanesi abbiamo un altro carattere, siamo diversi, siamo un po' più chiusi, un po' più chiusi. Il milanese è proprio restio, è chiuso in tutte le cose che fa. Io ho chiesto l'informazione, stavo a Milano, sono fermato con la macchina, ho questo dico, scusi Viale Monza, ma è un po' difficile, eh? Io vabbè, prova a dirla, può essere a culo Antolino, dico provando, stavo qua, dico provando. Ma ho detto guarda, vai in fondo alla strada c'è la rotonda, non la prima, non la seconda, non la terza, alla quinta torni indietro perché in realtà la via sarebbe questa. Allora, MTO, milanese troppo operativo. E MC, M coglioni, no, dico ma scusa, tu sei tutta la tabella, tutto sto giro mi fai fare, ho detto, vieni a vedere come reagisce Romano nella stessa situazione. Mi fermo da questo che stava sotto la tabella della via a Roma, mi fermo con la macchina, ho detto scusa piazza Bologna, questo guardaci piazza Bologna, troppo facile, dimmene un'altra mattina. Perché chi dice ha vinto lui non ti dice una cosa del genere, no? Bravo. È vero anche che noi a Milano con
svegliamo sempre, Sì. è vero, avete ragione. Cioè, Milanese si sveglia e comincia a correre perché fa per andare a lavorare. cosa vuoi? Al lavoro ci va piano, quando arrivi non è che ti spiega per andare al lavoro, piano, arrivi, dicevo, l'ho fatto tardi No, scusa, a me l'ha insegnato mio padre. Mio padre è milanese, la mattina cosa fa? Si alza, dalle l'erba, va a comprare il giornale, non sono neanche le 5 di mattina e lui corre. È vero, corre sempre. Mio padre è romano, mi ha insegnato altre cose, mi ha detto che le cose vanno fatte con calma, bisogna riposarsi. Tuo padre dorme È sempre. vero, mio padre sta sempre a dormire, è vero, dorme sempre. Io non so se ha portato la cicogna o ha portato la cicagna a quello, non so. Dorme sempre, dorme. Non c'ha voglia di fare niente, mio padre non niente. Mio padre compra i gratta e vinci già grattati. L'altro è un po' uguale, che gratta fa? Mio padre compra la settimana enigmistica, la tiene chiusa una settimana, aspetta che esce quella che è soluzione. Poi manca la copia, se la fa dettagli, ma manco da copiare. Cioè, ma il romano è così, il romano è Perché è questo. romano, ma tuo padre è così. A Roma anche il gallo canta a mezzogiorno. No. Mi apro le sveglie alle 7 non c'è sta nessuno, ma chi me lo fa fare? Poi sei 11, chi c'è sveglio? Dove sei buttato? Niente, no. Allora, il romano, l'essenza del romano è semplice. Io l'altra mattina mi sono fermato con la macchina per far attraversare un signore, mi fermo con la macchina e ho detto a questo dico, prego attraversi, questo si chiama passatempo. No, attraversi, no, passatempo, no, e siamo stati mezz'ora a sti incroci. Poi c'è la gente che suonava dietro, pipì, dico un attimo, sta decidendo, dico, ah scusa, no. Dopo 40 minuti ho detto, fammi vedere, ho passato il video e ho detto, scusa, ma vuoi attraversare? E questo mi ha detto, io c'è un cazzo da fare, attraverso un domani, a me non mi passa mai la giornata, capito? Cioè, questo è... Poi ci deposiamo a Milano perché c'è il traffico, è vero, e non sopportiamo di fermarci sulla tangenziale. no, loro il traffico vivono male. Male, non viviamo male. Invece noi a Roma ci piace, il traffico noi a Roma proprio il romano sa va a cercare fila, cioè quando non c'è ci hanno fatto i cartelli apposta, fateci caso, sul raccordo c'è stanno i cartelli con scritto code a tratti, perché noi siamo attratti dai codi, non mi piace proprio, capito? Invece loro stanno in fila dentro la macchina e fanno un pezzetto per volta guardando solo avanti, alienati proprio. Non siamo alienati, non vogliamo disturbare. Invece sul raccordo chi te passa a destra, chi te passa a sinistra, chi te esce da sopra la macchina, chi te passa da sotto, chi te vanno a quel paese, gente che si rincontra dopo 15 anni, cioè non vedi mi cugino dall'Argentina, è qui. Cioè, io lo chiamerei un grande rapporto annuale, perché noi parliamo, loro invece stanno bloccati, che se tu domandi a un milanese in coda sulla tangenziale, se scusi, ma secondo lei che è successo? Che ti dice questo? Fai una cosa, metti la stazioncina sulla viabilità 1.350 isolare Onda Verde. Una domanda da Fra 1 chilometro e 225 metri c'è un incidentino, ma non ti preoccupare che TTCP. TTCP, Cioè? tutto torna come prima, si va a lavorare per lui. Capito? Prova a chiedere a un romano che sta in fila sul raccordo quello che è successo, prova se c'è coraggio. Già il vetro è abbassato e la capoccia state poi perché lui si aspetta la domanda, certo, pare che poi qualcuno non mi chiede che è successo. Tu ti avvicini lui e cominci a guardare, eccolo, vai. Mentre la retromarcia ti cerca proprio lui, ecco, vai. Tu gli fai scusa e lui sì, dimmi, eccolo, cioè, ma secondo te che è successo? Perché che te non lo sai che è successo? Dici no, se no non te lo chiedete. E a quel punto comincia a prendere tempo, cioè beh questo che sarà? Questo poi c'è l'illuminazione, questa è la fila. E da noi la fila è una cosa capito che non si sa, è una fila, è un'entità strana, però il romano si organizza. No, il romano, non è una cosa Io tempo fa ve lo consiglio fare questa cosa, se vi capita di rimanere imbottigliati nel traffico, soprattutto sul raccordo, fate questa cosa. Io stavo sul raccordo, c'era una fila che non si camminava. Davanti a me ho visto un furgone con scritto Maurizio, riparazioni caldaie, 339, eccetera, eccetera, eccetera. Ho preso il telefono e ho chiamato, stavo dietro, ho chiamato. Cosa chiami Maurizio che neanche lo conosco? Ho detto capitai eppure Tim, manco parlo. E invece questo che ha fatto, ha visto un numero sconosciuto, ha sentito una voce che conosceva, ha risposto con una voce un po' impostata, ha fatto sì pronto, io dietro la macchina, pronto Maurizio, ma che stai sul raccordo? E questo sì sto sul raccordo ma non riesco a capire con chi sto parlando, ho pensato magari che ho preso un lavoro, cercavo di essere serio. Dica Maurizio, ma che stai sul raccordo altezza Casilina, stai guidando tu? Sì, sono io che guido, ma tu chi sei? Dica Maurizio, sono quello che ti dà il peggio, lei del cazzo mi fai passare poi, dai. E tanto uno me lo so levare, no? Sì, può fare.
Dopo un po' non ho visto neanche la macchina con scritto vendesi, ho chiamato pure a questo, mi senti a quanta vendi sta macchina? Guarda, io pensavo ne faccia 10.000 euro. Gli ho detto, lo sai che intruppata vale molto di meno, sì. A lei se no deve anche addosso, e intanto andava avanti. A Milano queste cose non si possono fare perché Milano è piena di vigili. Pure Roma è piena di vigili, dentro i bar stanno, cosa si fa? A piedi cappuccini mica fai multe, Milano è piena di vigili che se tu lasci anche un secondo la macchina in doppia fila arriva il vigilino e ti fa la multina subito a Milano. A Roma no. Vedi? A Roma lasci la macchina in doppia fila, si avvicina al vigile tutto losco, con occhiali scuri, pare che te lo vende il fumo, si avvicina a te. Perché non c'ha fa che tu è. C'hai il 3, devo caricare una briscola, vero? È la tua sta macchina? E tu dici, te fai bella, ma la so appena comprata, ancora la devo pagare e fai per andare via. In questo momento appena ti allontani questo si incazza e te comincia da lei. Questa macchina in doppia fila la sua? E te più dovuta da prima via, prendo fare il parcheggio non si trova. E a sto punto ti dice una cosa che soltanto il vigile romano è capace a dire. Allarga il braccio e dice, vabbè, ma almeno non te fa vedere da me. E te dici, ma perché? Ma te che lavoro fai? E questo vai zitto che devo fare un blitz. Bravo. Dico un vigile che fa un blitz, dico che blitz dovresti fare? Io non riuscire a avvicinarmi a quello che viene una roba contraffatta senza farlo scappare. Ho capito. Ho detto, ma lasciate in pace questi coraggio, devo sempre a correre appresso, dico, ma te questo se vende la roba contraffatta, che fastidio ti dà? E questo mi ha detto, ma chi dice niente? Oh. Io so 3 mesi che voglio comprare un CD, appena vicino questo scappa, non so che devo fare. Io a Milano gli ho chiesto al vigile, dico scusi con la via lei ti chiedo, ma ha fatto la contravvenzione solo perché gli avevo chiesto. Perché a Milano facciamo prevenzione, siamo avanti, hai visto? A Roma sono stato direttamente contromano con la macchina, è uscito fuori il vigile, ho fischietto, fri, dove va lei? Ho detto, ma che te strilli, ma lo vedi che sto al telefono? Dico, scusa, te l'avevo chiesto. Non te ne rompo di scappo. Allora, lo ammetto, siamo diversi. Sì. Ammetto anche che il clima non ci aiuta a Milano, che Milano è grigia. È grigia, parecchio grigia, dai. Milano è un pochino grigia. E il sole è satinato, dai, abbi pazienza, dai. Milano è grigia. È un pochino grigia. Pensate, a Milano i girasoli girano a vuoto, così, c'è dove vai, gira che tanto il sole ne esce stamattina. Io mi faccio l'abbonamento al solare, non me la faccio più a io mi butto che crisantemi. A Milano i girasoli sono alti così perché a forza di girare, se abitano un trattenino vanno a finire sotto, c'è una filettatura sotto. D'inverno, però d'estate diventa bella, arrivano le ranocchiette nei fossettini a Milano. E quindi ce l'abbiamo anche noi a Roma, dai, dappertutto sta. Basta, arrivano gli uccellini alla finestra, mi vengono a svegliare con il cinguettino. Ma zanzare non so. Perché a Milano non è un luogo comune, c'hanno le zanzare enormi. Chi c'è stato lo sapeva che ne ho grosse, enormi. Io ho visto a Milano zanzare così grosse che pisciano sulla citronnella dalla spengola. Se si posano sul muro sembrano a plic, tu vedi una ciabatta, sa a misura, no, questo è 42, c'ho 42 e mezzo, enormi, grosse, enormi. Senti, a me non mi hanno mai puntato neanche perché una zanzara così grossa a te il sangue lo finisce. Infatti a volte voleva una mia vanno a lei. Io una volta stavo a Milano dentro a letto con lei, mi sono girato di colpo, ho visto la zanzara che stava a pungere e pensavo che stava a trombare. E la grossa come me mi ho messo una paura che mamma mia, ma che se no? Abbiamo un punto a favore di Milano, a Milano non abbiamo la zanzara tigre che so esistere a Roma. È vero, non c'è, a Milano non c'è perché non mi l'hanno fatta fare la zanzara. La zanzara un giorno si è svegliata a Milano e dice, buongiorno, vorrei farla a tigre, dice, guarda, devi portare 4 fotografie. Analisi del sangue e certificato medico, non gli hanno fatto la zanzara non c'è, invece a Roma c'è la zanzara tigre perché la zanzara un giorno si è svegliata e dice, buongiorno, voglio fare la tigre. C'è fa come le parate il posto è libero che tu dici, non dice niente il posto è tuo. E poi la zanzara milanese ancora vola e punge all'altezza uomo. È vero. Poi se la punge del papi, poi pungo la mami, vola. Perché noi da queste parti abbiamo la zanzara tigre che punge soltanto alla caviglia, ci avete fatto caso? Avete fatto caso? Sapete perché? Perché? Lo dico io. Perché è romana, è stanca e non vola, cammina, dice mamma mia, senti che caldo che fa oggi, mo vola un po' fino lì sopra, poi fatta la terra già stomaco pieno, ma chi mo fa fare? Tanto questo mangi il pantalone a pinocchietto, il calzettone a mezza botta glielo succhia la presenza, perché la zanzara si adeguata poi qua, no dai. E poi a Milano, soprattutto d'estate, abbiamo le lucciole nei campi. Vabbè, noi sulla Salaria ce l'abbiamo. E poi non ci stanno neanche più, perché da quando c'è sta questo sindaco qui alle mani, questa le mani non t'affanculo, ci sta.
il marazzo e ha detto vabbè levamolo e mettiamoci trans. Così io ci passo il marazzo. No, io non parlo mai di politica, però mi piace spezzare una lancia a favore del povero cioè perché io dico quel poraccio con quel nome. Piero. Marazzo. Cioè, tu ti chiami Marazzo, abiti a Roma. Dai ci diventi, non è colpa tua. Perché la rima con Marazzo è troppo semplice, non va rima, anche i bambini la sanno fare la rima, e quindi questo è da sempre che dicono Marazzo, attaccati e uno e due, questo ci si attaccava alla fine, non è colpa sua, non è cattiveria. Andiamoci qua. È da sempre che a Marazzo ti piace e dai è piaciuto questo, io dico sempre una cosa di casa, se si chiamava Carpegna quando ce lo fregavi a questo ce l'avessi mai fregato, no? E poi noi siamo tutti a Roma, veramente siamo cattivi tutti quanti. Quando è ciao! Ma non è mica per carità, pensavo che era l'amici di Marazzo, questi sono presi se ne vanno. No, e poi a Roma siamo tutti cattivi quando è successo quel fatto di Marazzo, una cosa allucinante, perché proprio le migliori battute sono uscite fuori, perché il romano è così, no? Si sentiva proprio la gente che incontrava, ci ha saputo Marazzo? No! C'hai transaminati arti! L'ha sentito? No. Gli hanno transennato casa! Oh, si è fatto il furgone! Il transit, le peggio cattive! Ma la cosa più divertente che io ho sentito del caso Marazzo in quel periodo, non so se voi vi ricordate quando è successa la disavventura, lo si è rinchiuso in un convento di frati. Perché voleva purificarsi, voleva purificarsi. I frati dopo 3 giorni l'hanno cacciato via. No, perché lui fece una dichiarazione e disse io tutte le mattine quando mi sveglio mi faccio un bel cappuccino. E i frati hanno detto perché te ne va a far culo dai mamma che qua sono tutti i cappuccini che sa chi le tocca la mattina. E poi si sa che il frate non comporta niente il frate, no? Non si sa! Si sa, perché io ho una statuetta che c'era la nonna che te schiacciava il pollo e il frate sotto il nudo, i frati erano preoccupati, dice come va il fratello, dice come va? È finito il muro, come c'avevo un camera io? Dice come va il fratello, dice come va? Dice che domani c'è tramontana. Beh se c'hai il Marazzo dietro copri da la tana, e hanno lasciato via. E l'hanno mandato via. Però nonostante queste disavventure io a Roma ci sono arrivata, tu per Milano mi hai fatto qualcosa? Ma che puoi fare? Per Milano non si può fare niente. Ma qualcosa per i miei genitori, dedicare una poesia milanese ogni tanto. Ma no, che poesia c'hai da me? No, non lo so. No. Una canzone. Una canzone, che c'hai delle canzoni a Milano perché? Ne abbiamo una ma è bella. E qual è? Abbiamo una bella Madonnina. Ce l'abbiamo, canta. Questa no? Sentite che carina. Oh mia bella Madonnina, che te brilli da lontano, tutta d'oro e piccolina, te domini Milano, te domini Milano, ma noi che ce ne frega, che ce ne importa, se lo sterrino ci ha fa così con l'acqua, e noi le vino, e noi le pano, siamo di Roma e poi di Milano. Grazie, c'è un applauso, unico! Andiamo avanti? Siete stanchi per i bambini piccoli, le macchine da spostare? No, possiamo andare avanti. No, perché mi prende in giro, ma la mia infanzia... Hai trovato un telefono? No, basta! La mia infanzia io l'ho fatta a Milano. Cioè, ma aspetta una cosa, fate Marina, te puoi perdere il telefono spento? Io non lo so, solo Luca, te perdi il telefono spento. Ma lascia, poveraccio. Perché io la mia infanzia l'ho fatta a Milano, lui mi prende in giro, però come tu l'hai fatta? Io l'ho passata l'infanzia, poi io allora. una generazione un po' strana, ne vedo tanti questa sera, io ho il vaiolo praticamente, no? Cioè, ma non è che dici che vuol dire, cioè il vaiolo vuol dire che io sono uno degli ultimi a cui l'hanno fatto il vaiolo come generazione, e se c'è il vaiolo vuol dire che ti hanno menato dentro casa, perché hanno smesso di fare il vaiolo e menare i ragazzini quasi nello stesso anno. Se c'hai il vaiolo ancora si poteva menare i ragazzini, cioè quindi io le botte le ho prese e ne so qualcosa, quindi sono cresciuto diversamente da te, perché io ho imparato la matematica con le botte, perché mia madre diceva conto fino a 3. A 2 te menava, diceva ma hai confuso, ma diventa 3. Poi diceva poi a casa fammi i conti, diceva. Poi tu poi la crette da resto. Io dicevo ma a me mi fate una ricevuta ma la scarico da settimana.
e la porta al commercialista, non so che ci trovava queste botte, terminavano tutti dentro casa. Cioè per una cosa, io avevo il sacchiotto sul pigiama che stava in guardia per quante botte si erano, perché ci terminavo. Ho visto i genitori con le magliette e ho scritto baci e abbracci, mi padre calci e cazzotti c'era scritto. Non si può. Ma se tuo padre lavorava tutto il giorno? Ma c'era gente che piava i permessi in ufficio per andare via a casa, adesso no. Cioè che fai, a giocare a tennis? No, vado a menarmi via, perché? Perché io ho promesso. Se te promettevo ne via i soldi, promettevo e le botte le prendevi sempre, sempre. Tutti, ma che scherzi, una volta addirittura a casa mia era Ferragosto, non c'era un'anima, non girava nessuno, ma oggi l'ho scampata, mi sa, ha suonato il vicino una volta mi padre ha detto, dice dimmi, dice no, c'ho mio figlio 15 giorni in colonia, non so chi mena, che posso menare un po', mi pare che via così me dal cambiamento mi riposo un po' io, cioè capito che tutti, te menavano tutti, oggi no, oggi non lo puoi fare. Oggi c'è il telefono azzurro. Oggi c'è il telefono azzurro, i bambini non li puoi più toccare. No, ma che sei pazzo? Che il telefono azzurro sono 10 numeri. Ma che e sto ragazzino oltre che ha preso le botte se dico pure cioè, papà mena perché tanto non mi ricordo. Poi il giorno che riesca a piare la linea fa fare tu, ma oggi un ragazzino poi che deve fare un giorno di ricordarsi il nome e chiamare, poi dico uno che mena il figlio, no? Non è tanto scemo, no? Ma che no? Io c'ho un amico mio che gli ha fatto la deviazione di chiamata a sto ragazzino, questo chiama al telefono azzurro, pronto telefono azzurro, papà ha menato, se no papà, mo vengo là che non l'ha. Poi tu ti rendi conto questo deve rubare un telefono, nascondersi dentro casa, chiamare il telefono azzurro, ricordarsi il numero e oggi è tutto automatico, che succede dall'altra parte? Questo entra uno sgabuzzino, sto ragazzino con sto telefono e di là. Ciao, hai chiamato il telefono azzurro. Se hai preso un pizzone, digita 1. No, voglio parlare con qualcuno. Se hai preso un calcio in culo, digita 2. Se hai preso un calcio in culo con rincorsa dal corridoio, digita 3. Se vuoi parlare con l'operatrice, digita nero. Ti ha detto? Tanto il padre, dove stai? Zero. Telefono azzurro, buonasera, sono Rossa. Ciao Rosa. Ciao. So Celestino. A casa mia si è consumato un giallo. No. Mio padre è rimasto al verde sul conto arancio. No. Mia madre ha mandato un bianco, mo sta incazzato nero. Si è preso con me mia sorella Lilla. E ci ha fatto il culo rosso e non che muore. Che dobbiamo fare? Da Celestino non gli rompi i maroni a papà, ti attacchi a telefona, perché oggi è tutto a colori. Tutto a colori. Però noi col Vaiolo siamo cresciuti con la TV in bianco e nero. Ma basta, che tristezza! È triste perché io per una vita ho pensato che Heidi era grigia metallizzata. Quando ho visto a colori sono rimasto proprio male. Ma che male? Noi siamo cresciuti con Braccio di Ferro, questi sono cresciuti con i cartoni animati interattivi, cioè intelligenti. Noi con Braccio di Ferro, Braccio di Ferro confonde i bambini, non glielo fate mai vedere perché noi eravamo tutti confusi perché l'evoluzione di Braccio di Ferro è sempre la stessa. Braccio di Ferro, Olivia, l'amore, verso la fine, Braccio di Ferro si mangia i spinaci e viene a Bruto in tutte le puntate, giusto? Ma noi eravamo confusi perché tutti quanti da bambini ci domandavamo ma perché? Ma perché? Ma perché Bruto non si rimane i spinaci e fa il culo così a Braccio di Ferro? Ma scusa, si rimane davanti a te, sei gonfio e te menate non si accorge, no? Noi veramente non lo so, questi sono svegli, i bambini oggi sono svegli, però non lo so neanche se sono tanto svegli. Non lo so, perché mi ricordo quando andavamo a scuola, noi andavamo a scuola con libro, 2 libri legati con elastico, no? Questi adesso vanno col trolley, fanno il cecchino al piede e vanno in classe, cioè mi ricordo quando ero bambino io il gesto più nobile che si poteva fare, cioè un boy scout faceva attraversare una vecchietta, no? Era carina, cioè loro nella casa pieno, cioè eri felice perché hai fatto attraversare, cioè ora ci stanno le vecchiette fuori dalle scuole e le palette che fanno attraversare i ragazzini, cioè perché la vecchia c'ha sempre la cataratta, non è che se gli metti un fratino diventa un supereroe, sempre vecchia rimane, quindi è pericolosa, cioè è pericolosa pure e è pericolosa pure oggi. Poi con la paletta a mano comincia a parlare con l'amica sua, a parlare male di quell'altra. Ma proprio Maria come fa il suo, gira così, gli passa la mano, oddio c'è sta la ragazzina, forse. E sono cose pericolose. E poi tu cosa guardavi? Noi siamo cresciuti con Zorro. Che sembra una cosa, guarda. La Zorro nessuno sapeva chi era Zorro. Ma come nessuno? Zorro è ambientato in Messico, in un paese dove tutti quanti sono alti 1,50 m. C'è sta solo uno alto 1,90 m, uno per tutto il paese, però dice vabbè è vestito di nero, forse è nero spina, può essere uno di quelli piccoletti e va bene. Tutti hanno i baffi grossi, questo è pazzia, tutti i baffoni, lui c'ha fini, c'ha 1,90 m, che i baffi fini ci potresti arrivare, però dice vabbè, chi lo sa.
Tutti hanno il cavallo marrone, quei cavalli brutti, marroni con quelle zampe grosse. Lui c'ha un cavallo nero, fino, secco, così, con una riga bianca che si chiama Fulmine. Entrava dentro una casa, usciva dalla stessa casa con la mascherina tutti quanti, chi sarà sta ceppa, chi sarà? Ma che non lo sai che è lui, ma che non lo vedi? Allora la sera spegniamo la televisione, fate quello che facciamo noi, anche stasera a casa, no? Allora lui mi aspetta a casa nel lettuccio al caldo, no? Io cosa faccio? Io metto il reggiseno al balconcino che ho comprato all'inizio, no? Reggiseno. Reggiseno. Due coriandoli cucini. Basta. Elena con l'ala fatta con l'osso e il cocomero veramente, dai. Vabbè, a parte che per essere perfetti devono stare dentro una coppa di champagne. A parte che dentro la tazzina caffè te ne ci sciacquano, quindi lui fa parte di questa cosa, di questa statistica. Allora tolgo il reggiseno, metto un paio di per il Zoma che ho comprato all'inizio, metto un paio di stivali da cavallerizza che fanno sempre venire voglia. Al cavallo vanno venire Fanno venire voglia in generale. Arrivo da lui e dico, amore, cosa faccio? Ti lascio gli stivali? Lascia gli stivali e vattene, va. Così invece immagino Belen dentro gli stivali, dai, forza. Basta con sta Belen. Ma perché basta con sta Belen? Donne rassegnate, è arrivata Belen, è bella, è simpatica, è brava, sa ballare, sa cantare, sa fare tutto, cioè, è veramente, no, è così, è così. Addirittura adesso l'ha contattata National Geographic per fargli fare un documentario in America sulla natura, cioè hanno detto vieni con noi perché quando arrivi in America ormai hai fatto, è National Geographic è uno dei più importanti dei documentari, ha detto vieni con noi di fare un documentario perché lei ci ha svelato un grosso mistero della natura, perché nessuno aveva mai visto una farfalla volare così vicino a una passera, cioè non c'era mai capito. E quindi... Allora la sera lui mi aspetta, mi presti una sedia per favore, grazie. Allora la sera mi aspetta un secondino qua. Io arrivo da lui, ma tanto di modo a sto sesso un po' strano, dico facciamo lo strano pure noi, stasera fate lo strano pure voi, no? Quindi che faccio? Mi sdraio sopra di lui. Io che faccio? Te sculaccio? Faccio forte? Piano. Allora faccio piano forte. Non toccare. Poi se ne possono fare, questa è musica da camera. Poi se gira io sono qua perché sono emoncico. Dai, lascia. Si sente. Magari si tromba poi, Bello difficile. E poi alla fine... E a questo punto continuiamo l'applauso per gli chef. Facciamo un applauso lungo, ringraziamo anche i sommelier, Graziella Ranista del grande consiglio questa sera, a Renato Vitti della Frattina, grazie, alla Memoria Paci, Marina, facciamo un applauso anche a Motonica. Adesso gli chef. Gli chef, dico, eravamo gli chef. Cesare Emanuele. Facciamo un applauso a Cesare Emanuele! Forza Lele! Forza Lele!
Oh, ma che state a fare là dietro? È nudo! È pronto! E vai! Voglio dire qualcosa? Grazie a tutti! Grazie a tutti! Volevo ringraziare tutti quanti, in special modo quelli che mi hanno seguito, Vicenza e Padova. Linea Grassa e tutti voi di Orvieto e dintorni. Oh, fate entrare le cameriere! Ha detto che loro guidano direttamente con qua. Luca, rimane carabinieri se non sta a posto. Ringraziamo, c'è un applauso a questa magnifica rassegna, aiutate i soldi! Alla terza edizione! Eccoli qua! I autori della mia alcolemia! Salutiamo anche l'associazione Straw Food, che è qua, e tutte le belle ragazze che vi hanno servito, venite ragazzi! Tutte! Nude! Eccole, un applauso! Bravissima! E adesso direi che è pronto per il dolce, giusto? Siamo pronti per il dolce? Luca, vuoi ricordare qualche altro candidata? Qualche altra candidata? Vuoi ricordare che ti sei perso il telefono? No! No, risate dove sarà? La prossima tappa è? Non se lo ricorda manco lui, ragazzi. Il 28 alla penisola, giusto? Voi sapete, qua ad Orvieto, ad Orvieto, quindi. L'isola a base. Ok, quindi vi aspettiamo un'altra tappa di risate di sorte. Il 1° marzo a Lucignano in Toscana. Il 1° marzo a Lucignano in Toscana. Il 2 marzo a Montefiascone. Il 2 marzo a Montefiascone e poi Forse, se gli toglie il telefono, se non si fa niente, ne sa. E finiamo il 23 marzo a Bergamo. A Bergamo. Una volta. E prima di dare i soldi, noi siamo i sequestratori, non più artisti. Se volete chiederci l'amicizia su Facebook. Noi la rifiutiamo, no, non è vero. No, scherziamo. Grazie. Buon dolce a tutti. Nel frattempo dello spettacolo abbiamo anche degustato radicchietto con riso nero, coniglio al vino rosso e sformatino di broccolo roveda, che però purtroppo complice anche l'ottimo vino che stiamo bevendo da ormai un paio d'ore. Ricordatevi di me, Non siamo riusciti ad inquadrare per evidenti cause di forza maggiore. Ora ci troviamo alla fantasia, alle carote con meringa, agli agrumi e crema inglese all'amaretto, servita da Valentina o Chiara? Non si sa. Una delle due. Paola o Chiara? Invece quella sullo sfondo è Paola. Lei invece è Jessica. Il nome è vero? Lo sapevo. Una doverosa inquadratura. E questa è la pietanza che staremo per assaggiare. Oh, ma sti social network mi hanno rovinato la vita, ragazzi. E buon appetito. Cano tedesco. Ecco la compagine statunitense-tedesca che sta immortalando la serata insieme a una rappresentanza birrificaia di Todi. Gaccia.
Allora mi unisco alla compagine degli immortalatori. Italian women. Italian women. Italian women. Italian Oh, fucking better than all others. So you, Emanuele Traverso, you're a lucky guy. Guarda, questa qua è la figata. Vedi una volta. Moreno Nazzaretto! Grandissimo! La sorpresa finale di questa serata. Grandissimo, grandissimo. Sì, signori. Sì, sono i vincitori del concorso. Del grande concorso. È stata una serata spettacolare. Fantastico, sei arrivato giusto in tempo per le premiazioni finali. Lui c'è un ristorante? Non è questo. No, lui c'è un ristorante e ha detto che ci invita a mangiare a sbaffo da lui. Certo. E tu non devi cucinare una volta tanto. Oh, è tutto ripreso? Buonasera. Emanuele Traverso, grande fautore della cena magistrale che abbiamo gustato questa sera. E cosa vuoi da dire adesso? In Umbria. Ah, in Umbria l'enogastronomia è cultura. A questo punto avremo il problema delle foto, no, di camera, prego, di là, sì? A scegliere la foto giusta, perfetta, quello, laggiù, guarda questo. Io sto guardando non si sa dove, qua non ci sono. No, non si sa dove sei andata. Giù. Arrivi. Quella è la migliore. Salva. Questa è la migliore. Grandissima Petra! Grande, un applauso per Petra! Un applauso per la Germania. Buonasera. Buonasera. Lei è la signorina o signora o signoressa? Signorina. Signorina? Sì. Nome e cognome, grazie. Granatino Paola, chef. Granatino Paola Chef, un applauso per il Granatino Paola Chef. Grazie. Che ha aiutato il protagonista della serata, Emanuele Traverso, il protagonista culinario della serata, a preparare i piatti che sono stati serviti al nostro tavolo. È stato bravissimo. Cosa ne pensa di questa serata? Bellissimo, è stato tutto bello. È stato emozionante, di la verità. Emozionante, rilassante, tutto ok. È stato un po' ansiogeno all'inizio, però più rilassante verso la fine. Un saluto agli amici di Linea Grassa e Canale 36 per tutti quelli che ci ascoltano da... È stato un piacere conoscervi, ci vediamo la prossima volta. Un bacio! Un bacio! Grazie, ma questo è amore!